Una sera, tornando stanco da una serata, vado in albergo per andarmene a dormire. Prendo le chiavi dal portinaio e vado per prendere l'ascensore per salire in camera. Cagure l'occhio, vedo che c'è una signora che tutta di premura va dal portiere, ci fa: portiere, per cortesia, ci mi dà una stanza che sono stanca. Il portiere ci fa: guarda, dice, purtroppo, dice, l'albergo è tutto esaurito, dice, l'ultima stanza che avevamo gliel'abbiamo data, dice, a quel signore. Chissà, motte subetanea, fu un fulmine. Ma trovai a rera mia, mi tu pulire e mi fai: mi scusi, ci faccio prego, io non la conosco, lei non mi conosce, qui non ci conoscono, ma perché non mi fa dormire con lei? Io un po' perplessata lì, ci faccio: io non la conosco, lei non mi conosce, che non ne conoscono, a chianasse, siamo arrivati nella stanza. Dopo 5 minuti ci faccio: mi scusi, io mi vado a cambiare in bagno. Chi sta a me dice: ma mi scusi, perché si deve cambiare in bagno? Io non la conosco, lei non mi conosce, che non ne conoscono, si cangiasse qua. Io ci pensai e ci faccio: io non la conosco, lei non mi conosce, che non ne conoscono, cangiamene. Io tutto affrontato, c'era un divano, mi misero al divano, cercai di cangiarmi e mettiamo pigiama. Ida già era pronta, baby doll, perizoma, reggiseno, tutto rosso merlettato. Ci faccio: lei si accomodi sul letto, io mi metto sul divano. Lei mi lì e mi dice: ma come? Io non la conosco, lei non mi conosce, che non ne conoscono, ma perché sa coccare un divano, sa coccare con mia. Io ci rifletto un attimo e ci faccio: io non la conosco, lei non mi conosce, che non ne conoscono, in effetti ha ragione, coccamene insieme. Io tutto affrontato mi metto uno spicolo da letto, io si spaparanzando a letto, si da luce. Dopo 5 minuti, chi sta a domare la luce? Mi tu prima mi fa: mi scusi, io non la conosco, lei non mi conosce, che non ne conoscono, ma perché non mi fa una bella festa? Io lì 3 secondi, poi perplesso ci faccio: io non la conosco, lei non mi conosce, che non ne conoscono, ma qua m'ammetare a sta festa?